Si è svolto stamani presso il Tribunale di Agrigento un convegno sul decreto sicurezza e la sua incidenza sul regime carcerario organizzato dalla Camera Penale di Agrigento. Tra gli interventi critici anche quello del procuratore della Repubblica Di Leo. Cambio di guardia oggi al comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento. Il tenente colonnello Gabriele Baron subentra al colonnello Edoardo Moro, che andrà a dirigere il comando interregionale dell'Italia nord-occidentale a Milano. Intanto la Guardia di Finanza di Palermo arresta un imprenditore per sfruttamento di una decina di dipendenti nei suoi punti vendita. Vertice ieri in prefettura a seguito della protesta degli autobottisti, l'AICA li accontenta fornendo loro più acqua, soddisfatto anche il sindaco di Racalmuto Bongiorno, per l'aumento della portata idrica anche in vista della festa del Monte. Inizia stasera la festa di San Calogero con un Veneravilla alle ore 21 in piazza Stazione. Nel corso della serata lo chef Mangione realizzerà una piramide di cannoli, domani il concerto di Lello Analfino. Inaugurato ieri il nuovo pronto soccorso all'ospedale lombardo di Canicattì. Un nuovo video della Polizia di Stato per non abbandonare gli animali durante le vacanze estive. Spari a un'abitazione a Porto Empedocle incontrata a Giuccafa, ladri entrano nella sede dell'ARPA di Agrigento. Al via venerdì la quarta edizione del premio Scala dei Turchi Dina Russello si svolgerà presso la Villa Romana di Realmonte. Benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 4 luglio venerdì. Convegno di studio oggi sul decreto sicurezza e della sua incidenza sul regime carcerario, promosso dalla Camera Penale di Agrigento Giuseppe Grillo con il patrocinio del Consiglio degli Ordini degli Avvocati. A margine dell'assise è stato anche approvato l'atto istitutivo dell'Osservatorio permanente sul carcere del circondario Petrusa di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento presso il Tribunale. Si è svolto stamani un convegno di studio sul decreto sicurezza e la sua incidenza sul regime carcerario promosso dalla Camera Penale di Agrigento Giuseppe Grillo con il patrocinio del Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Agrigento. I saluti del Giuseppe Milisenda Giambertoni, del procuratore Giovanni Di Leo, dell'avvocato Vincenza Gaziano. Hanno introdotto e coordinato l'avvocato Ignazio Valenza, hanno relazionato il dottor Manfrede Coffari, l'avvocato Calogero Lo Giudice, il dottor Walter Carlisi e il dottor Sebastiano Papa. A margine del convegno, su iniziativa della Camera Penale di Agrigento, è stato approvato l'atto istruttivo dell'Osservatorio permanente carcere del circondario di Agrigento. Noi viviamo in un'epoca estremamente strana dal punto di vista normativo e come magistrati e come avvocati finiamo col fare sostanzialmente finta di nulla. Noi viviamo in un'epoca in cui c'è una preminente e demagogica ideologia securitaria che ci fa vedere nemici dovunque e i detenuti sono tra questi, e dall'altro lato ci preoccupiamo di quello che accade nelle carceri o per le strade. La risposta securitaria nella maggior parte dei casi che vede persone detenute è una risposta fondamentalmente errata. Io non vedo, accanto a queste preoccupazioni istituzionali e accanto alla legislazione, un impegno concreto delle istituzioni, ad esempio per una seria educazione alla legalità, una seria educazione contro l'uso delle sostanze stupefacenti che sono alla fonte di moltissimi reati bagatellari che poi vedono i soggetti autori alla seconda, terza, quarta esperienza finire inevitabilmente in carcere, perché finiscono le scappatoie giuridiche che la dottrina e la giurisprudenza e parte della legislazione ha poi trovato. Noi continuiamo a creare una società che pone al suo interno le basi della disuguaglianza e a questo non risponde nulla di ciò che vede il programma sotto il profilo normativo. Il decreto sicurezza è l'ultimo degli errori che ci troviamo a commentare commessi dal legislatore. È ovvio che come magistrati noi daremo applicazione a questo decreto legge, ma non è trovando superiori 14 reati che risolveremo il bisogno di sicurezza della società.
Noi dobbiamo rieducare la società e il diritto penale non serve a rieducare la società. Sostanzialmente sta emergendo un dibattito, un parere negativo sulle nuove riforme che sono state introdotte dal governo Meloni anche verso il settore carcerario, estremamente critico. In realtà stiamo discutendo il decreto sicurezza rispetto al quale il parere critico da parte dell'Unione delle Camere Penali non è da oggi e risale al tempo in cui il decreto era un disegno di legge sul quale c'era stato un parere quasi globalmente negativo. Non è solo il parere della Camera Penale Agrigentino o dell'Unione delle Camere Penali, ma è un parere negativo reso dal mondo dell'accademia e anche dalla magistratura, perché questo decreto si caratterizza per l'impronta securitaria e aggrava la situazione carceraria che oggi è critica. Noi come Camera Penale di Agrigento abbiamo voluto dare un contributo alla discussione invitando le autorità e cercando di affrontare il problema da molteplici punti di vista. Non a caso abbiamo coinvolto la magistratura di sorveglianza, abbiamo coinvolto l'ULEPE che si occupa di misure alternative alla detenzione e cercando allo stesso tempo di coinvolgerle in modo permanente. Oggi in coda al convegno sarà sottoscritto da parte di diverse istituzioni l'osservatorio carcere del circondario di Agrigento, che su iniziativa appunto della Camera Penale vuole porsi l'obiettivo di monitorare quella che è la situazione carceraria nel nostro circondario e in particolare nella casa circondariale agrigentina e quella che è la situazione delle misure alternative al fine di avanzare proposte che possano migliorare la situazione carceraria dei detenuti. Oggi l'avvocatura istituzionale rappresentata appunto dal Consiglio dell'Ordine e quella associata rappresentata dalla Camera Penale hanno inteso organizzare questo convegno a cui partecipano ovviamente anche la magistratura ordinaria e di sorveglianza, l'ufficio dell'esecuzione penale esterna per una prima riflessione sul decreto sicurezza. Quello che emerge a parere dell'avvocatura è una nevrosi nella panpenalizzazione di tanti fatti sociali che probabilmente non andrebbero dal legislatore trattati come reati penali. Con ogni probabilità questi fatti hanno origine da problemi di natura sociale, economica, psicologica e dunque l'avvocatura auspica che il legislatore possa effettivamente approntare un adeguato stato sociale e una adeguata presenza anche normativa di altra natura e non penale a che non si giunga al fatto di reato. Riteniamo che 14 nuove fattispecie di reato più tante nuove aggravanti che si profilano non siano la risposta adeguata, che peraltro si riverbera su una situazione carceraria grandemente allarmante, come lo stesso Capo dello Stato ha avuto modo di sottolineare qualche giorno fa alle celebrazioni nelle quali ha ospitato la polizia penitenziaria. Monito che il Presidente del nostro Consiglio Nazionale Forense ha ripetuto e ha chiesto che non rimanga inascoltato. Per l'avvocatura la dignità dell'uomo, anche condannato, significa garanzia dei diritti costituzionali, significa soprattutto garantire che la pena abbia una finalità rieducativa. Le nostre carceri oggi questo non lo garantiscono, non garantiscono neppure una dignità anche solo nella permanenza e quindi questo certamente aumenta anche la propensione alla delinquenza e alla criminalità. E dunque la nostra riflessione è volta soprattutto a sensibilizzare anche non addetti ai lavori, non avvocati, non magistrati, quelli che non operano direttamente nella fase dell'esecuzione penale, a che si comprenda
che la società tutta deve farsi carico della emergenza carceraria, che per noi rimarrà sempre un argomento su cui manterremo alta la guardia. Oggi ci troviamo qui per parlare delle criticità, le prime applicazioni appunto, del decreto sicurezza, di fatto un po' presto perché non c'è ancora giurisprudenza, quindi vedremo probabilmente da qui in avanti la giurisprudenza di merito come si pronuncerà. Una cosa è certa, questa riforma, questo pacchetto diciamo, osteggiato un po' da tutte le opposizioni e anche diciamo così, criticato dall'Accademia, parrebbe andare diciamo, essere un po' contrario rispetto a quello che dovremmo aspettarci, cioè una riforma vera, una riforma liberale, una riforma che garantisca il cittadino, che ne consenta le libertà, il diritto costituzionalmente protetto, quando invece parrebbe essere una riforma liberticida, una riforma che reprime, che purtroppo comporterà un aggravamento della situazione carceraria, quindi tutto il contrario di quello che purtroppo ci dovremmo aspettare. Quindi un passo indietro secondo lei? Un passo indietro, certamente un arretramento, proposte se ne sono fatte, l'Unione Camere Penali che diciamo così, ha visto una posizione da protagonista già dal 2023 quando in occasione degli incontri col governo, nelle commissioni giustizia, anche in Senato, si è tentato sempre di proporre qualcosa di diverso, delle ipotesi di vera e propria riforma di una giustizia liberale, una riforma non populista, una riforma che non dia il contentino alla gente dell'aumentare le pene, un aggravamento indiscriminato di reati, perché comporterà un aumento di sovrappopolazione carceraria, di sovraffollamento, ma non garantirà veramente la libertà costituzionale. Tra l'altro la situazione alle carceri stiamo vedendo è particolarmente critica. Assolutamente sì, in carcere si muore, nel 2024 ci sono stati 95 suicidi, già nel 2023 e abbiamo le statistiche di maggio, siamo a 33, non vorremmo che questo numero continuasse, vorremmo delle carceri con un trattamento umano, un trattamento non degradante, ma purtroppo non è colpa neanche degli agenti penitenziari, non è colpa delle direzioni, è colpa della mancanza di fondi, è colpa della mancanza di una politica criminale che riservi veramente le sue finalità a questo problema, con i fondi e con diciamo, delle opportunità pratiche, con le risorse e con diciamo, idee concrete di politica criminale. E nella giornata odierna, presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, alla presenza del comandante regionale Sicilia, generale Roberto Manna, ha avuto luogo la cerimonia del passaggio di consegne tra il colonnello tenente Edoardo Moro e il colonnello tenente Gabriele Baron. Moscato era sul posto. Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Agrigento. Questa mattina nella sede del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle in via Atenea si è insediato il nuovo comandante, il colonnello Gabriele Baron, che prende il posto del colonnello Edoardo Moro, che dopo 2 anni lascia la città dei Templi per assumere un prestigioso incarico a Milano. 46 anni, originario di Roma, il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Agrigentina arriva dagli uffici dell'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione di Roma. Laureato in Scienze per la Sicurezza Economico-Finanziaria, Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha prestato servizio nelle sedi di Bressanone, Pordenone, Pedrazzo, Orvieto, Vicenza e Trieste, ma ha ricoperto anche incarichi importanti quali quello di comandante del nucleo di polizia tributaria di Livorno e nucleo speciale di polizia valutaria di Roma. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Agrigento, il sindaco, il presidente del libero consorzio comunale, i vertici della magistratura, i comandanti provinciali di Carabinieri, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e delle altre forze di polizia del territorio. Nel suo saluto il colonnello Moro ha espresso viva gratitudine alle autorità e rivolto il proprio ringraziamento a tutti i finanzieri, evidenziando i risultati operativi ottenuti dal corpo nei settori di contrasto ai reati tributari, al riciclaggio della spesa pubblica, nonché all'attività di prevenzione antimafia. Il nuovo comandante ha espresso sentimenti di riconoscenza e orgoglio per la funzione attribuitagli, assicurato al comandante regionale della Sicilia, il generale di divisione Roberto Manna, anch'egli presente alla cerimonia, il proprio impegno nel proseguire la missione istituzionale della Guardia di Finanza nel territorio provinciale in tutti i comparti dell'azione operativa. Ma seguiamo le interviste.
Rimane ancora qua ad Agrigento. Fino a qualche giorno fa ero proiettato verso il ritorno in Lombardia, da cui provengo, dove lì ci sono i miei affetti, c'è mia moglie, ci sono i miei 2 figli, ma l'emozione è cresciuta, quindi sto lasciando un pezzetto del mio cuore, e l'ho detto, l'ho narrato nel mio messaggio, insomma, ho rivolto a questa terra tutto il mio affetto, mi sono battuto, ho detto, per questa terra e per i suoi cittadini, perché meritano tanto, meritano di più. E questo ho fatto, ma non l'ho fatto da solo, l'ho fatto con una grandissima squadra, e quindi veramente sento oggi di lasciare un testimone importante, che il collega che mi è stato accanto in questi 5 giorni era seduto accanto alla mia scrivania, quindi è entrato in quell'osmosi positiva, ha tanta voglia di fare, quindi veramente sento di non abbandonarla, ecco, questa terra. Ci ritornerò, già vi dico quando, 2 agosto 2027, eclissi totale di sole, quindi avrete questo privilegio ad Agrigento, che sarà l'unico posto d'Europa in cui si vede questa straordinaria bellezza, che si unisce ovviamente alle straordinarie bellezze del territorio che in questi 2 anni mi hanno accompagnato nelle cerimonie, ma mi sono potuto godere ovviamente quello di bello che c'è. Le difficoltà ci sono, non le possiamo nascondere, però ognuno qui fa la sua parte, questo lo assicuro a tutti coloro che ascolteranno questo discorso, lo facciamo tutti insieme, col questore, col comandante dei carabinieri, col comandante della capitaneria di porto, col comandante dei vigili del fuoco e con il nostro prefetto, i nostri prefetti, perché i prefetti cambiano anche come lo facciamo noi, quindi su questo assicuro a tutti i cittadini che tutto proseguirà, e gli attestati che ho ricevuto anche con le lettere di tanti cittadini, potete continuare a rivolgerle sempre qua, via Atenea 238, adesso al colonnello Gabriele Baron, che riceve veramente tutto il mio augurio più grande, perché possa essere interprete insieme a tutti gli altri, insomma, dei bisogni di questa terra, di questa popolazione che veramente merita tantissimo, e quindi credo che sia lo spirito più giusto, cioè pensare al cittadino e a quello che può ricevere dall'azione importante di contrasto alla criminalità, di contrasto agli evasori fiscali, a tutti quelli che remano contro, no? Perché diventano gli approfittatori, no? Coloro i quali usano gli stratagemmi, le scorciatoie, e mettono in difficoltà chi opera nella legalità, che rappresenta sempre la maggioranza assoluta. Colonnello, arriva ad Agrigento in questo comando importante, sicuramente un territorio che ha bisogno di molta attenzione. Certamente, ma arrivo con entusiasmo, arrivo incontro persone che hanno tanta voglia di fare, e con loro affronterò questo percorso. Agrigento è terra di mafia. Certamente, però il nostro compito è quello di esercitare le nostre prerogative di polizia economica finanziaria per garantire il più elevato grado di sicurezza ai cittadini di questo territorio. Arriva in un momento particolare Agrigento, capitale della cultura. È anche un onore e un privilegio a questo punto, e il nostro impegno sarà contribuire a elevare il livello di sicurezza in questo contesto. Nel suo discorso ha parlato pure di Livatino. Quando si affronta il servizio si ha bisogno di alcuni modelli a cui rifarsi. Entrare quotidianamente in questa caserma e incrociare lo sguardo del monumento del Beato Livatino è un qualche cosa che ci consente di affrontare la nostra quotidianità con uno spirito ancor più pronto ad affrontare ciò che il servizio ci chiama a fare. Lotta al caporalato, arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo un imprenditore per sfruttamento di una decina di dipendenti, sequestrati circa 100.000 euro quale profitto del reato, perquisizioni presso 11 punti vendita tra le province di Palermo e Trapani. I colleghi di Palermo. Arresti domiciliari per un imprenditore indagato per avere sottoposto propri dipendenti a condizioni di sfruttamento. Nei suoi confronti è stato anche disposto il sequestro in via diretta o per equivalente di circa 100.000 euro, pari al profitto del reato. All'imprenditore, grazie alle indagini dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, sono risultate riconducibili 2 società, oltre a quella da lui formalmente amministrata, con 11 punti vendita attivi nel commercio di vari prodotti, dal vestiario ed articoli di elettronica, Taracarini, Partinico, Alcamo e Castellammare del Golfo. Le investigazioni condotte dai militari della compagnia di Partinico hanno fatto luce su un vero e proprio sistema di abusi che sarebbe stato perpetrato nei confronti di decine di dipendenti, consistente in pratiche e prassi aziendali contrarie alle norme
vigenti. I lavoratori erano costretti a lavorare full time, sebbene assunti formalmente con contratti part time retribuiti come tali, violata la normativa in materia di ferie e riposi che spesso non erano concessi. Il quadro complessivo è stato poi suffragato da meticolosi accertamenti patrimoniali che hanno certificato lo stato di bisogno di alcuni dei dipendenti costretti ad accettare le vessazioni perché non potevano fare altrimenti. Le Fiamme Gialle avrebbero inoltre accertato il ricorso a metodi di sorveglianza degradanti messi in atto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Infatti è risultato che questi utilizzasse gli strumenti di videosorveglianza in uso presso i negozi per controllare a distanza l'operato dei lavoratori e quindi redarguirli in caso di cali delle vendite o prolungati momenti di pausa. Notificato l'avviso di garanzia anche ad un secondo imprenditore formalmente titolare di alcuni degli 11 punti vendita, indagato per aver operato in concorso con il primo nelle condotte delittuose. Tavolo tecnico ieri in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura per discutere del servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico con le autobotti. L'incontro è stato coordinato dal prefetto di Agrigento Caccamo dopo la protesta degli autotrasportatori che avevano fermato i mezzi per chiudere la possibilità di avere a disposizione di AICA più bocchettoni di carico e chiedere alla società idrica di rivedere il regolamento che attualmente non consente la fornitura con le autobotti censite nelle aree cittadine sprovviste di condotta idrica. L'AICA li ha accontentati. Le interviste. Cosa si è deciso oggi, Sindaco? Si è deciso di affrontare questa situazione che è particolarmente importante. Ci siamo riuniti proprio per sia rispettare le esigenze dei cittadini della nostra città e chi naturalmente soffre di crisi idrica, ma anche nel rispetto di chi lavora, che lavora secondo legalità e trasparenza. Abbiamo trovato delle soluzioni che le affronteremo anche a breve. Oggi pomeriggio incontreremo anche gli autobottisti e la situazione si risolverà. Come si regolarizza questo servizio? Il servizio, andando dal punto di vista tecnico, aumenteremo i bocchettoni. Uno già l'abbiamo sistemato, ora chiederemo a Sicilia Acque, perché dobbiamo capire che quando diamo acqua in più agli autotrasportatori la stiamo levando ai cittadini. Quindi stiamo con Sua Eccellenza parlavamo se era possibile chiedere a Sicilia Acque, e ci ha dato l'assenso, una dotazione in più di circa 16-17 litri al secondo, in maniera tale che questa dotazione vada solo per gli autotrasportatori. Poi gli autotrasportatori, ci sono tante problematiche anche di zone nostre che conosciamo, zone tipo Maddalusa, che abbiamo difficoltà a fornire per questioni normative. Dobbiamo trovare una soluzione in maniera tale che questi signori che già esistono devono avere l'acqua, ma purtroppo noi non possiamo dare l'acqua a chi non è censito, non è in regola con l'abitazione, perché è vietato dalla norma. Stiamo vedendo un ventaglio di soluzioni per vedere come poter dare il servizio. Consiglio di amministrazione AICA invece come procede? Al sindaco. No, sabato mattina ci riuniremo per valutare i vari curricula che sono arrivati e si sceglieranno naturalmente i migliori. Ma come mai l'assemblea dei sindaci invece ancora non è il presidente, continua ad appoggiarsi al vicepresidente? Vabbè, questo lo stabiliremo penso anche sabato mattina stesso. Comunque anche per quanto riguarda la problematica di poco fa, la soluzione si troverà principalmente anche per quelle zone dove ci sono tantissime case abusive e che naturalmente, come diceva il direttore, per normativa non si possono rifornire, però la soluzione si deve trovare. Assolutamente il cittadino non può restare senza acqua. Per altri paesi invece la situazione qual è? La situazione particolare per quanto riguarda Racalmuto e Favara. Favara l'abbiamo discusso nella stessa situazione. Racalmuto non ha particolari problemi l'ha avuto Sciacca, ma li abbiamo affrontato diversamente, dove la problematica è diversa, perché qua la problematica, oltre alla mancanza di acqua che è il problema numero uno, c'è anche il problema che ci sono tutte queste persone che non possono essere censiti e quindi aumenta la difficoltà a fornire acqua.
E al tavolo tecnico sull'emergenza idrica è intervenuto anche il sindaco di Racalmuto Lillo Buongiorno, che giorni fa aveva scritto una lettera al presidente Mattarella e al capo del governo Meloni sulla crisi idrica nel paese di Sciascia, anche in vista della Festa del Monte che si terrà prossimamente a Racalmuto. Sentiamo lo stesso sindaco. Idrica, sindaco, qual è la soluzione per Racalmuto? Allora, io sono soddisfatto anche di questa riunione per più ordini di motivi. Il primo che probabilmente otterremo una maggiore dotazione idrica anche in ragione della Festa del Monte e quindi di tanti altri cittadini che staranno a Racalmuto per la festa. Finalmente abbiamo risolto il problema della ripresa dei lavori dei pozzi, che dovrebbero riprendere credo tra domani e dopodomani, e quindi per risolvere quest'altro problema abbiamo parlato anche delle perdite e delle rotture, mettendo in atto la convenzione con AICA. Dovremmo anticipare noi alcune somme, loro ci devono però prima dare l'autorizzazione, quindi io spero che di qui a qualche giorno avremo maggiore serenità anche sotto questo punto di vista del problema. Io ho rappresentato al tavolo a Sua Eccellenza le difficoltà del nostro paese, la rottura che c'è stata, la grossa rottura, per 8 giorni non è arrivata acqua al nostro partitore, finalmente è stato riparato questo guasto e quindi l'acqua è ripresa a arrivare. Dovrebbe arrivare questi litri secondo in più che abbiamo concordato in questo tavolo, almeno per la Festa del Monte, e di qui spero tra 10-15 giorni al massimo finalmente potremmo avere l'acqua dei pozzi di Contrada Zaccanello San Bartolomeo nel partitore, e quindi dovremmo respirare un po' meglio. In più vedremo in questi giorni di riprendere il discorso del finanziamento della rete idrica di Racalmuto, che era stato sospeso, che riguardava un vecchio decreto che era stato emesso sotto la precedente amministrazione comunale. Vediamo, lo stiamo riprendendo e quindi speriamo anche di avere buone notizie anche sotto questo punto di vista. E prende il via stasera la festa di San Calogero, 10 giorni di processione e di eventi fino al prossimo 13 luglio. La festa inizierà alle ore 21 in Piazza Stazione con l'inaugurazione della 21esima edizione dell'Uvenera Villa. Stasera alle 21:30 lo spettacolo inizierà con gli artisti locali. Prima a salire sul palco sarà l'Orchestra Siciliana Artisti Agrigentini, a seguire il gruppo bandistico I Tammura dei Girgenti e il gruppo folk I Fiori del Mandorlo. Poi si svolgerà il Memorial Giuseppe Cammarata con la partecipazione di tanti artisti agrigentini. Nel corso della serata il pastry chef Giovanni Mangione realizzerà la piramide dei cannoli di San Calò con ricotta, che saranno distribuiti a coloro che saranno presenti. E sempre per la festa di San Calogero, domani il concerto di Lello Analfino. Ascoltiamolo. Sabato 5 luglio 2025 Lello Analfino e la T-Orchestra ad Agrigento per i festeggiamenti di San Calò. Devoti, devotissimi di San Calò, ci vediamo tutti quanti ad Agrigento a gridare tutti insieme: viva 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 San Calò, viva 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 San Calò. Linea alla regia per la pubblicità. Inaugurato ieri a Canicattì il nuovo pronto soccorso presso l'ospedale Barone Lombardo. Le interviste. Finalmente portiamo a compimento un'opera importante per la comunità di questo territorio e ringrazio personalmente non solo il direttore generale dell'ASP di Agrigento, ma anche tutto il suo staff direzionale, perché sono interventi difficili, sono interventi che non si realizzano con una brevità di percorsi, quindi è un successo per noi, ma è un successo soprattutto perché nell'ambito della nuova organizzazione che il Servizio Sanitario Regionale dovrà dare a questa regione, questo genere di presidi dovranno essere rafforzati e dovranno rappresentare un contributo importantissimo per garantire una funzione, una continuità di funzione sanitaria che
come è sempre stata, oggi deve trovare però una nuova capacità di dialogare con il territorio, garantendo accessi più facili e garantendo soprattutto qualità di servizi, ma anche una qualità percepita nella struttura, nell'organizzazione. Il cittadino ha bisogno per sentirsi sicuro anche di questo. Stiamo inaugurando finalmente quest'ala dell'ospedale di Canicattì, la parte del pronto soccorso è stato oggetto di un finanziamento già da qualche anno, è stato ristrutturato prima con una prima parte e ora abbiamo completato la ristrutturazione e stiamo consegnando alla città un pronto soccorso più moderno. Naturalmente venendo all'ospedale di Canicattì è un cantiere aperto perché ci sono i lavori per l'antincendio, i lavori per il consolidamento antisismico e nel giro di un anno speriamo di poter consegnare completamente un ospedale completamente ristrutturato e più moderno per le esigenze della città di Canicattì. Con grande apprezzamento e anche con grande soddisfazione, lo dico anche da cittadino di questa provincia, ancor prima che da deputato, verificare i lavori che vengono fatti, i servizi che vengono dati ai cittadini, l'accesso ad un pronto soccorso d'avanguardia, perché come abbiamo potuto vedere avendo fatto il giro parliamo di tecnologie nuove, parliamo di una modalità nuova di approccio del pronto soccorso per il paziente che ne fa ricorso. Prima di questo, qualche mese fa, era stato inaugurato il pronto soccorso di Sciacca con le stesse caratteristiche, quindi devo dire che la nostra ASP sta lavorando tantissimo in questo senso, in termini di ristrutturazione di quanto c'era e di nuove tecnologie. Allo stesso tempo sta lavorando per il reperimento di medici, di infermieri, di OS, quindi sentire oggi, al di là della struttura che è davvero molto molto bella, sentire pure che in termini di carenza di medici stanno e hanno organizzato i servizi in modo da non avere problemi, anzi di cedere qualche medico ad altri reparti, questo incoraggia fortemente, perché come tutti sappiamo in questi ultimi anni il problema più grosso è stato quello da affrontare, è stato quello di trovare personale medico. Quindi io credo che, come ha detto bene l'assessore Faraoni, bisogna spingere ora, quindi i responsabili dei vari servizi, nel dare efficienza. Sicuramente si farà un doppio lavoro: da un lato dare assistenza ai pazienti, dall'altro lato incentivare quei giovani medici che vogliono rientrare in Sicilia, che vogliono tornare nella nostra provincia e dare loro la possibilità di lavorare con gli stessi strumenti che si hanno fuori dalla regione. Da settembre a Raffadali sarà operativo un nuovo scuolabus che permetterà alle famiglie che non hanno la possibilità di accompagnare i propri figli a scuola, grazie anche, come dice il sindaco, a un finanziamento della regione siciliana. Il mezzo sarà utilizzato anche per la colonia estiva di prossima partenza. Sentiamo lo stesso sindaco Silvio Cuffaro. È un nuovo mezzo che permetterà il comune di aiutare tutte le famiglie che non possono la mattina accompagnare i bambini a scuola, considerato che la scuola media si trova in una parte della città, quindi tutti quelli che abitano ormai nelle contrade e nella zona di Raffadali verso Cianciana e che non hanno un mezzo per accompagnare i propri figli o nipoti costringono i bambini a fare qualche chilometro per raggiungere la scuola. Quindi sarà attivato questo nuovo servizio grazie alla regione siciliana, grazie a chi ci ha permesso di avere questo finanziamento. Incominciamo ad erogare un nuovo servizio alla nostra comunità. È un servizio che lo utilizzeremo sin da subito per la colonia estiva, che sta coinvolgendo circa 400 giovani in 2 turni. Lo utilizzeremo per l'anno scolastico e tutte quelle volte in cui è necessario che il comune utilizzi il mezzo dopo aver organizzato qualche manifestazione che coinvolge i giovani, i bambini o anche gli anziani. Sicuramente bisogna avere rispetto e l'utilizzo da parte di tutti, quindi la prima cosa che abbiamo chiesto è quello di permettere l'utilizzo anche da parte di soggetti diversamente abili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La scorsa notte nella spiaggia del Lito Maiata a Realmonte, a pochi passi dalla Scala dei Turchi, una grossa tartaruga caretta ha deposto le 6 uova, sorvegliata amorevolmente dai volontari di Mare Amico. Dopo l'ovodeposizione il nido è stato già messo in sicurezza e sarà sorvegliato dal personale della riserva di Torre Salsa, gestita al WWF, da Mare Amico Agrigento e dai proprietari del Lito Maiata. Vi proponiamo adesso il video dell'evento realizzato da Mare Amico. Un video sicuramente molto bello e molto interessante, sempre in tema di animali. Con l'avvicinarsi delle partenze estive ogni anno si assiste a un drammatico aumento di abbandono di animali domestici. La Polizia di Stato, con la campagna anti-abbandono "Se non ti porto non parto", intenderà sensibilizzare la comunità a stimolare una cultura di maggiore consapevolezza, perché abbandonare un animale non è solo un atto crudele che infrange un legame di affetto, ma è soprattutto un reato punito dal codice penale. Vediamo il video realizzato dalla Polizia di Stato. Sì, Teo, abbiamo pensato anche a te. Con il nuovo codice le sanzioni per chi abbandona un animale sono diventate ancora più severe. Infatti è stata prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno per chi alla guida di un'auto abbandona un animale. E sì, Teo, se dall'abbandono deriva un incidente stradale, le conseguenze penali saranno a carico del proprietario che l'ha abbandonato. Non abbandoniamoli e ricordiamo, se non ti porto, non parto. Passiamo alla cronaca. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la facciata di un'abitazione di Contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. È accaduto durante le ore notturne. Gli spari sono stati sentiti da più empedoclini che hanno fatto subito scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agrigento. I militari dell'Arma hanno identificato gli abitanti dell'immobile preso di mira. Si tratta di persone incensurate. Al momento non sarebbe semplice riuscire a inquadrare il contesto della inquietante intimidazione. I militari avrebbero verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta. I ladri si sono intrufolati nel corso delle ore notturne. Una volta dentro hanno rubato i generi alimentari lasciati all'interno del frigorifero e danneggiato un armadietto
del quale non è stato portato via niente. Il danneggiamento con furto è stato messo a segno nella centrale sede dell'ARPA in via Francesco Crispi ad Agrigento. A denunciare l'episodio di microcriminalità ai carabinieri della stazione di Agrigento è stato lo stesso dirigente di ARPA Sicilia. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dell'incursione notturna. E si svolgerà venerdì 11 luglio a Realmonte presso la Birra Romana la quarta edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Sentiamo in merito Pascal Schembri, ideatore dell'evento. Quest'anno la nuova edizione del premio Dina Russiello al Realmonte, ne parliamo con Pascal Schembri, che è l'ideatore e l'anima di questo premio. Ecco, un premio che vogliamo capire perché, anche perché quest'anno, nonostante le tante difficoltà, lei ha deciso di farlo ugualmente. Finalmente ci avviamo a realizzare la quarta edizione del premio Scala dei Turchi Dina Russiello. Giorno 11 saranno in tanti ad applaudire scrittori emergenti ed affermati, poeti e artisti che riceveranno riconoscimenti letterari. Alla carriera, alla memoria e un premio d'onore che andrà a Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. La Casa del Libro è felice di aver raggiunto questo quarto traguardo, che è stato il più difficile perché realizzato con le sole forze dell'associazione e senza alcun contributo proveniente da enti pubblici. Unico supporto quello del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, che ha messo a disposizione location, amplificazione e palco. Tutto il resto è un regalo che voglio fare alla mia amata Scala dei Turchi, fonte di ispirazione per artisti e scrittori. Mi dispiace che nell'anno della capitale della cultura e con le grandi quantità di fondi che si stanno spendendo, né il comune né enti abbiano ritenuto di dare un minimo aiuto a questa iniziativa. Direi quasi che ci fosse una cultura di serie A e una di serie B. Normalmente non è nel mio stile sollevare polemiche, ma bisogna comprendere che la cultura non ha un unico livello, ma si manifesta in varie espressioni, che al fine di diventare grandi devono essere scoperte, promosse e sostenute. Il premio letterario Scala dei Turchi fa proprio questo, utilizzando il nome di un sito meraviglioso che promuove il territorio, e questo è un merito che nessuno può sminuire. Quindi appuntamento venerdì 11 luglio alle ore 19 alla Villa Romana del Realmonte. Arrivederci e vi aspetto venerdì alle ore 19. Grazie. Ricerca e innovazione per la transizione energetica è stato questo il tema dell'incontro che si è svolto oggi allo IESMET di Palermo. L'incontro è stato aperto con il messaggio del Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetti Frarin, presenti anche il senatore Salvo Pugliese e il direttore del Dipartimento delle Attività Produttive Dario Cartabellotta. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Presentati oggi allo IEMEST di Palermo i risultati del progetto LOVE, un progetto di ricerca e innovazione per la transizione energetica. In apertura il messaggio del Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin, presenti anche il senatore Salvo Pugliese e il direttore del Dipartimento Attività Produttive Dario Cartabellotta. Siamo di fronte a una sfida geopolitica molto importante per quello che riguarda la transizione energetica in Europa, perché dopo della guerra in Ucraina la nostra energia è più cara e si è mostrato un livello di dipendenza molto importante. Quindi la transizione energetica, cosa che io chiamo il nuovo paradigma ecoenergetico, è più importante che mai. E dentro del nuovo paradigma ecoenergetico ha bisogno di sviluppare l'energia rinnovabile e ha bisogno anche di trovare soluzioni innovative per recuperare CO2 dall'atmosfera, sia tecnica o regenerando il pozzo di carbone naturale.
Oggi come IEMEST, come Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologia, siamo particolarmente felici di poter presentare i risultati del progetto al quale come Istituto di Ricerca abbiamo dato un contributo, questo progetto di ricerca nel campo della transizione energetica, della sostenibilità delle scelte ambientali, qui a Palermo con partner di primo livello nazionale, ma anche con ospiti esperti sul tema di comprovata fama. Ecco, noi proviamo a dare il nostro contributo senza narrazioni catastrofistiche, ma mettendo al centro delle soluzioni, la ricerca al servizio di soluzioni che tutelino intanto la libertà dei cittadini nelle scelte che debbono sì operare a difesa dell'ambiente, ma non debbono compromettere la propria libertà. LOV è un progetto concepito 4-5 anni fa all'interno di un percorso di innovazione che il gruppo si è dato per distinguersi nel mercato dell'energia. È LOV che cerca di riconsiderare la rete pensandola a 12 volt anziché a 220 in corrente alternata. È un segno di progresso e di innovazione che abbiamo dato con questo progetto. Il progetto LOV è importante per noi e per la compagine perché ha rappresentato quello che è poi l'elemento finale delle attività di ricerca, cioè quello che è il trasferimento del know-how dell'attività di ricerca sviluppata anche precedentemente alle aziende per poterlo valorizzare in termini di prodotti finali e di servizi innovativi. È iniziato un nuovo percorso di diversificazione delle fonti di energia, puntando sulle energie rinnovabili, puntando anche sulle altre forme di energia all'interno di un contesto non più condizionato dall'ideologia, molto pragmatico. Credo che il governo Meloni si stia caratterizzando per questo, lo ha fatto puntando sulle energie rinnovabili. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per il canale Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.